Allora, amici miei belli, cosa sto preparando? Sto preparando... Questa è la frolla, no? Bibi, ovvio, si vede che è la frolla, amici miei belli. Cosa andrò a preparare con questa frolla? Tan 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 tan. Ammazza. Mattarelli, ammazza. Devo preparare il pasticciotto, amici miei belli, perché stasera devo andare a cena a casa di una mia amichetta, Paoletta. Un bacio, Paola. Pasticciotto, hai visto cosa ti sto preparando? Quindi preparo il pasticciotto, amici miei belli. Questa è la pasta frolla un po' diversa, no? Nel senso diversa perché è la stessa procedura, solo che al posto del burro c'è lo strutto, al posto del lievito c'è l'ammoniaca per i dolci, mi raccomando, ammoniaca per i dolci, no, quello là, capite a me. La frolla, amici miei belli, come vi dico sempre, anche come in questo caso, l'ho preparato il giorno prima. Ho inserito all'interno della ciotola della planetaria lo zucchero, lo strutto. Con la frusta K ho iniziato a lavorare a velocità 1. Quando lo zucchero si è incorporato bene con lo strutto, aggiungo le uova, il sale e lavoro fino ad ottenere un composto omogeneo. Per ultimo aggiungo la farina setacciata insieme all'ammoniaca. Lavoratela giusto qualche secondo, avvolgetela nella pellicola trasparente, poi frigo. È stata in frigorifero tutta la notte, tutto il giorno, e adesso vado a stendere ad uno spessore di 7-8 mm. Vi faccio vedere come mi faccio aiutare io per sapere. Prendiamo questi bastoncini, amici miei belli. Questi ci hanno segnati i numeri dell'altezza, tipo se dovete fare una frolla, una sfoglia, qualsiasi cosa, vi aiutano ad avere l'altezza giusta, Voi ce l'avete? No? Io sì, ce l'ho. Non ce l'avete? Accattatevela, amici miei belli. Accattatevela. Allora, questo qua da 10 non va bene. Questo da 3 non va bene e poi c'è quello là da 5. A me mi serve da 8, quindi faremo 5 più 3, a casa mia fa 8, per a casa vostra fa 8, sì. Allora appoggiamo uno sopra l'altro, otterremo lo spessore di quello che ci serve, no? 7, 8, ok? Così. Mattarello, un po' di farina, amici miei belli, vado a stendere, Vedete, io già avevo automaticamente raggiunto l'altezza, Cioè, perché no, bisogna avere occhio. Vedi? Non me lo fa stendere perché già ho raggiunto l'altezza che mi serviva. Amici belli, sto usando uno stampo da 24 cm di diametro. Quindi vado a inserire. Io non metto burro, niente sotto, Con le mani, amici miei belli, mi vado a creare, vado a foderare così, vedete? Ecco qua. E con il coltello mi vado a togliere la parte in eccesso. Adesso, amici miei belli, che dobbiamo fare? Farcire, no? Quindi ci serve la crema. Aspettate. E qua c'è la crema che ho preparato il giorno prima. E qua ci sono le famosissime amarene. Amici miei belli, adesso non mi resta che farcire. Facciamolo insieme, Lo fa presto, mi fate fare tardi, Non ti senta quella. Vado a riempire. Ma che profumo questa crema. Adesso, amici miei belli, aggiungeremo le amarene, anche se nella ricetta originale del pasticciotto non prevede le amarene, però a noi ci piace, quindi aggiungiamo le amarene. E quindi devo andare a questa cena, amici miei belli. Ho preparato questo pasticciotto e poi ho preparato le castagnole, poi ho preparato la focaccia, perché prima della cena c'è la partita, quindi ci facciamo tipo un aperitivo, quindi la focaccina ci sta vicino, No, mi sa chiamare, aspetta, ma non sto forno. Mettiamo la parte sopra, Ecco qua. Così. E con le mani andiamo a ritagliare, cioè a sigillare, così, vedete amici miei belli? Così andiamo a togliere la frolla in eccesso, Nel frattempo sigilliamo anche i bordi, così, vedete? Ecco qua. Bisogna spennellare con l'albume, ma io avevo questo mix di uova e latte che già avevo usato per la precedente preparazione. E voilà amici miei belli, il pasticciotto non prevede lo zucchero a velo. Però mi piaceva questa decorazione, perdonatemi. Amici miei belli, un bacio, ciao ciao.